corsetto lì. E allora eccoci qua rientrati in studio per quest'ultimo spezzone della trasmissione. Professor Casen, parliamo un po' di quello che è il modello Veneto. Riuscirà a resistere? Resteremo in piedi ancora o è una lenta agonia? Allora, il modello Veneto è una delle aree più ricche in assoluto d'Europa. Possiamo paragonarci alla Baviera, solo che la Baviera è, mi pare, 10 volte più grande di noi e ha adesso il triplo della popolazione. 3 volte di più. 3 volte. E quindi, tutto sommato, il Veneto fa agio sulla Baviera, nonostante la crisi. È che spesso ci flagelliamo ma non conosciamo, ma le stesse organizzazioni industriali non mettono a conoscenza di queste cose. Ma soprattutto questa industrializzazione avviene non tanto nei centri urbani quanto invece nei centri agricoli. Quindi le grandi industrie, la grande quantità di industrializzazione, che poi non è una grande industria, è un'industria medio-piccola, è nelle aree agricole. E c'è una fascia che parte da Verona e arriva fino a Treviso, che scansa le città di per sé sono già industrializzate, ma questa ha una densità produttiva che ha questo effetto che fa agio su alcune zone importanti della Germania. Allora bisognerebbe prendere come modello il vantaggio. Io ci ho pensato tante volte, ho cercato di capire perché il Veneto si è sviluppato in questa maniera. Il Veneto si è sviluppato in questa maniera perché non è stato aiutato. Io non ricordo che ci siano arrivati degli aiuti in Veneto di qualche tipo. Se arrivavano... Li abbiamo dati noi. Sì. Non abbiamo mai generato debito pubblico, esatto. Mai. C'è uno studio interessantissimo fatto nel dopoguerra proprio al Parlamento italiano, ma anche dopo, anche nel governo non abbiamo mai generato debito pubblico, quindi abbiamo sempre dato. Certo. E questa è una bella palestra. E si è passati dall'agricoltura all'industria in maniera strana. L'agricoltore era anche l'operaio, si alzava 2 ore prima la mattina per sistemare i campi, andava a lavorare, tornava a casa, mungeva le vacche, faceva figli e il giorno dopo ripartiva. E pian pianino ha costruito la Riviera del Brenta, è nata con delle realtà che sono sorprendenti e non ci si piangeva addosso. Non c'era problema di crisi. La crisi, se noi andavamo in cerca di mettere un'etichetta nella Riviera del Brenta quando cominciava la crescita, era crisi vera, fa ridere rispetto adesso. Non ci si piangeva addosso, si andava e si lavorava nel sottoscala di casa. C'era la nonna che faceva qualcosa e nessuno si scandalizzava, però è cresciuto un mondo industriale che però non ha avuto la capacità di riprodursi nel tempo e di raggiungere un certo tipo di eccellenza. Non c'è stata un'integrazione della scuola, del prodotto scolastico, cioè del giovane che aveva acquisito determinate capacità, eccetera, che riuscisse a essere immesso nell'industria. E questo è stato invece, secondo la mia analisi, la carenza della scuola italiana, molto legata a il grande sapere, ma poco legata al pratico, che invece in Germania avviene perché 15 giorni, 20 giorni, a seconda dell'età, eccetera, i ragazzi devono confrontarsi con la realtà del lavoro, vedere da vicino che cos'è il lavoro. Non si abbandona la cultura, però si entra in un mondo del lavoro. Non puoi mettere una persona dopo 25 anni a entrare nel mondo del lavoro, perché ormai è talmente così spaventato da questo evento, ma soprattutto si ha delle aspettative che non sono realistiche, aspetta il posto di lavoro e non è vero. Invece i 3 mesi di vacanza che diceva Poletti che sono troppi, cosa dici? È vero, è vero. Per i giovani, allora, non è possibile che stiano 3 mesi senza fare nulla. Dipende,
Sì. Che ci sono molti che vanno appunto all'estero, imparano le lingue, perfetto, probabilmente rientra nella mentalità. Ci vuole anche una direzione generale dove qualcuno che non ha questa capacità, iniziativa eccetera, non è che va in giro in bicicletta piuttosto che va a fare il bagno e in piscina la mattina, prende e va e si aggiorna eccetera. Quindi in Germania i giovani appartengono allo Stato, appartengono alla famiglia, la famiglia li alleva li fa crescere fino a un certo punto. E poi lo Stato se ne prende carico e li finanzia poco, ma li finanzia e quindi hanno un incentivo, hanno un senso di appartenenza, ma questa è una cultura che è dentro la famiglia, dentro la scuola, dentro tutta una serie di organizzazioni che da noi non c'è. E quindi va. Ma diciamo la crisi qual è? La crisi che noi non è tanto adesso, abbiamo un'urgenza, quella di riuscire a mettere in tasca della gente dei soldi perché vada poi a comprare e rimette in funzione il mercato e questa è l'urgenza, ma dobbiamo rifare la scuola, è una scuola fuori dal mondo. Forse si potrebbe regionalizzare come la sanità, no? Certo, ma non c'è dubbio. Come in Germania. Quando abbiamo 116 della Costituzione abbiamo utilizzato dei docenti, degli insegnanti, li abbiamo tenuti fuori come precari e poi improvvisamente abbiamo selezionato negativamente un certo tipo di capacità didattica. Perché uno che sta fuori dalla scuola e che spera di entrare, che spera di avere uno stipendio, eccetera, non lo seleziona per le sue eccellenze, perché quello che è eccellente, che ha un minimo di iniziativa, va a fare un'altra cosa. Esatto. Quindi sono rimasti, adesso li ho immessi, però, dico per umanità, li ho immessi nella scuola. Non ho immesso l'eccellenza, non l'ho selezionato, non hanno fatto corsi per poter andare nell'istituto scolastico e dire vi faccio una scuola nuova a voi giovani. Continuano ad essere dei replicanti a raccontare sempre le stesse 4 cose che servono assai poco. Faccio intervenire Benetazzo, dopo passiamo anche 2 telefonate di telespettatori, questa sera le abbiamo trascurate. Professore, faccio un assunto sul modello del nord-est, Quando stavo per finire l'università in Pompa Magna, tutto il mondo ammirava questo modus operandi che aveva Veneto e parte del Friuli, piccolo e bello, così funziona, come è stato possibile ricreare in quel tessuto imprenditoriale questo modello economico che all'estero facevano. Sì, che tutto il mondo voleva clonare. Copiare, ecco, a distanza di 15 anni abbondanti, il modello del nord-est oggi è completamente fallimentare. Per quale motivo? Perché il successo che ne decretò poi la visibilità e anche lo studio e così via discorrendo, nacque da uno scenario epocale irripetibile, il fatto che le microimprese nascevano fondamentalmente per una genetica tipica del territorio, che è la grande vocazione imprenditoriale e a latere anche tanta gelosia aziendale, quindi il fatto di smarcarsi socialmente, affrancarsi da un... Posso aggiungere un fattore? Articolo 18. Sì, poi anche l'articolo 18. Non ha frazionato un'azienda che poteva essere di 300 persone, era di 10 aziende da 15 persone l'una. Intraprese un'attività imprenditoriale in quel periodo, non aveva gli studi di settore, faceva nero quanto voleva, le fatture le scrivevano sulla carta del formaggio, per non parlare poi tantissime altre peculiarità di quell'epoca. Che cosa è accaduto in 15-20 anni che ha stravolto questo modello, che si basava sostanzialmente su un microcapitalismo familiare, cioè un basso apporto di capitali, tanta appunto vocazione, voglia di fare impresa per abbandonarsi alle spalle una vita povera che era legata all'ambiente rurale e così via, ed ha funzionato perché la competitività, cioè il concorrente più vicino che avevo era magari in un'altra regione o al massimo appena fuori confine. Con il 2000, quando viene sancita la globalizzazione con l'ingresso della Cina nel WTO, scoppia una bomba che in tutto il mondo adesso, a distanza di 15 anni, ci si rende conto della portata di quell'esplosione, perché queste piccole
imprese sottocapitalizzate si devono confrontare con aziende di media dimensione che hanno capitali alle spalle, le banche come partner, e in cui il modello di competizione, che prima era basato sul fatto che si poteva appunto evadere facilmente, le ore di straordinario non erano pagate, non c'erano i controlli assillanti di adesso, la presenza di organismi sovranazionali hanno irrigidito il sistema. La cosa più importante, finisco, chiudo, non sono mai stati conferiti capitali di rilievo. Pensate all'azienda tipica veneta o triveneta, SRL da 10.000 euro, ma dove volete andare con una SRL da 10.000 euro? E la gelosia imprenditoriale, il fatto che, e qua potremmo raccontare tantissimi episodi, che l'imprenditore proprio nostrano non vuole unirsi magari con quello che è di fianco, che fa la stessa attività, occupa lo stesso settore, ma vuole mantenere il proprio orticello. Ah no, io non mi unirò mai così. Se magari unissero le forze potrebbero raddoppiare i fatturati, aggredire altri mercati, ma proprio perché voglio mantenermi individualista e non accetto di... all'interno della propria famiglia. Sì. Infatti, Scusate, abbiamo un telespettatore che sta Capitalismo familiare. di intervenire. Sì. Buonasera, il suo nome per cortesia, da dove chiama? Pronto, buonasera, sono Michela da signora Michela, buonasera. La realista. Mi spiace che state chiudendo la trasmissione perché volevo lanciare tanti blitz provocatori. Beh, ma ci provi, sia sintetica, vediamo. Editore Casen, lei ha detto prima che la Sicilia potrebbe vivere di suo di turismo. E perché non il Veneto, visto che il Veneto possiede Venezia, che è unica, Verona e la costiera gardesana, che è unica, Cortina e le Dolomiti, che sono uniche, poi abbiamo Abano Terme, Montegrotto Terme, la Pedemontana, il Delta del Po. Perché non potrebbe fare la stessa cosa della Sicilia? Visto considerato che mio figlio ha degli amici siciliani e a volte va in Sicilia qualche giorno e mi dice che moltissimi siciliani hanno la casa in città e poi hanno la casa abusiva al mare. Perciò i primi ad essere sostenitori del proprio turismo sono proprio i siciliani, che hanno le case abusive in riva alle loro spiagge. Perché il Veneto non potrebbe fare tutto questo? Beh, ma comunque il Veneto brilla come turismo. Eccetera. I numeri del turismo veneto non sono mica negativi. Siamo la regione numero uno. Siamo la prima regione, comunque. Appunto, siamo la prima regione, però mi chiedo quanto sfruttiamo troppo anche il nostro litorale, si potrebbe fare di più. Che io lo vedrei benissimo nei suoi 160 chilometri con delle spiagge deserte, non tutte tappezzate di case, villette demaniali, eccetera, con demanio, spiaggia, eccetera. Poi vedrei delle dune, poi vedrei delle cose, probabilmente ne usufruirebbe anche il turismo stesso di una alta qualità, perché vede, e adesso mi rivolgo ad Eugenio Benettazzo, ho sentito l'altro giorno che Renzi vuole ripristinare il ministro del Sud con portafoglio e mi chiedo fino a quando noi veneti dovremmo subire, portare a Roma il residuo fiscale 21-22 miliardi e sentire che ripristinano il ministero per il Sud. Veda Benettazzo, io l'altra sera, venerdì scorso, ero a Porto Gruaro per delle visite specialistiche, per quello non vi ho telefonato venerdì sera. Mi sono pagata il ticket delle visite specialistiche, ma come? Io pago già le tasse per la sanità veneta, devo pagarmi anche il ticket per le visite specialistiche, poi mi pago il ticket per certe medicine e non sono poco costosi, sono dai 19 ai 23 euro a volta e più volte al mese anche. E allora vedete, cari signori, che questa sera non siete politici ma siete tecnici. Quando mi sento dire l'altra sera a Telepordenone Lucio Leonardelli di Forza Italia, Autovie Venete, che è assieme alla regione Friuli Venezia Giulia consociata. Signora Michela, se può stringere un po' perché è un altro telespettatore. Prego.
Sentivo Lucio Leonardelli, Forza Italia, dire che qualunque sia l'esito delle votazioni in Veneto, loro continuano con il project finance della Pedemontana, con il project finance di Orte Mestre, e non chiuderanno certo il Mose. Probabilmente potranno foraggiare ancora la Barcolana di Trieste, Clini, Matteoli, Cuccioletta, perché vedete, noi veneti ci siamo stufati di stare, come dice Luca Zaia, pancia a terra. Non vogliamo più stare pancia a terra, signori, ce la siamo guadagnata la qualità di vita. Signora Michela, potete darci un calcolo, ovviamente così per modo di dire, quanto dovremo pagare, dobbiamo pagare da adesso in poi anche per tutto l'inquinamento industriale che abbiamo? Signora Michela, la devo interrompere, abbia pazienza, ma abbiamo anche altri ascoltatori. La signora Michela tiene molto alla questione ambientale, mi faccio io portavoce sicuramente, perché era sicuramente una delle questioni che voleva proporre. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome? Buonasera signor Trivellato, Paolo dalla provincia di Padova. Buonasera signor Paolo, prego. Guardi, niente, io leggevo, no, il sopraindicato le luci in fondo al tunnel, no? Siete convinti che vediamo le luci ormai? No, assolutamente. Non c'è il punto interrogativo, ma era così, è un titolo interlocutorio. Io le dico una cosa, io sono un operaio che lavora anche attualmente precariamente, perché se c'è lavoro si lavora, se non c'è siamo cassa integrati, no? Io lavoro nel settore dell'arredamento nella zona di Casale di Scodosia, Montagnana, Urbana, nell'area, nella zona del Basso Padovano, no? Certo. Allora adesso, no, io una domanda che vorrei chiedere a quelli che si candideranno, no? Piano, e le dico una cosa, che i soldi della cassa integrazione a noi arriveranno, se tutto va bene, per fine anno, no? Va bene, accettiamo anche questo, no? Io vorrei chiedere, no, ai nostri politici che si metteranno in lista a governare il Veneto e che fino al 31 di maggio ci considerano, come si dice, che siamo sovrani, no? E dopo il 1° di giugno siamo già i servi della greba, un'altra volta, no? Io vorrei chiedere a questi signori, no, che in studio, dico a quelli che si candidano alla certo, Veneto, no? Prego, faccia la domanda. È possibile che con 44 miliardi, se non sbaglio, mi correggete voi, che passiamo dal Veneto a Roma di tasse ogni anno, non ci siano 1 miliardo o 500 milioni di euro per pagare una cassa integrazione degli operai che sono a casa? Grazie signor Paolo, questo scusi. Vorrei sapere, certo, adesso le rispondiamo. Corrono nei paesi, certo, in cerca del voto, in cerca di mettere tutti quanti il dito su sta torta, certo, per leccarsi la miglior parte loro. Certo, scusate benissimo. Le mie esternazioni, ringrazio tutti quanti. Grazie a lei di essere intervenuto invece. Vuole rispondere lei, Greco, al signor Paolo? Allora, ovviamente questo è uno dei problemi. Sì, ritorniamo al grafico che abbiamo visto prima, sì, no? Sì, chi dà e chi riceve. Onestamente la questione del residuo fiscale c'entra, ma fino a un certo punto, nel senso che comunque purtroppo la cassa integrazione è molto estesa nella nostra regione. Parliamo di una cifra che alla fine del 2014 copriva più o meno l'equivalente di 50.000 persone, quindi 50.000 lavoratori che sono in cassa integrazione. Io penso che i soldi per questo ci siano e verranno trovati anche in seguito. La domanda che ci dovremmo porre è se al signor Paolo, come a tutti quelli che sono nella sua condizione, è possibile continuare a promettere soltanto che ci sia la cassa integrazione. Cioè la domanda che ci dovremmo porre è se non dobbiamo accompagnare la cassa integrazione con delle politiche di ristrutturazione e di riconversione industriale, di aggregazione di impresa, di ristrutturazione. La situazione della Bassa Padovana da questo punto di vista è stata drammatica, nel senso che ha visto una polverizzazione di impresa, per cui la condizione del signor Paolo, che adesso è precario, se ho capito bene, e in parte beneficia, non ho capito questa parte qui, di cassa integrazione, è una situazione molto diffusa. Allora la domanda importante è:
Possiamo continuare ad andare avanti solo con la cassa integrazione oppure dobbiamo ricapitalizzare le imprese e fare un po' delle operazioni che diceva prima anche Benetazzo, cioè cogliere l'occasione della crisi? Le risorse non mancano per fare queste cose qui, bisogna però avere le idee giuste, cogliere l'occasione della crisi per rimettere in piedi le imprese. Per il momento noi con la cassa integrazione aiutiamo le imprese a morire essenzialmente, invece bisogna fare delle politiche industriali serie che servano a metterle sul binario giusto per tornare a vivere. È complicato, ma è necessario, altrimenti avremo queste persone che ovviamente ci vengono a chiedere: ma fino a quando mi pagherete la cassa integrazione? Certo, certo. Bellati, prima lei faceva riferimento per la signora Michela al turismo, ha anche una... Ma guardi, io vorrei far vedere un'altra slide anche per fare un ragionamento un po' di sintesi sull'ultima Siamo in chiusura, per cui cerchiamo di essere... Allora, non dimentichiamo mai che il Veneto è una potenza economica oggi di tutto rispetto. Il piccolo Veneto, apparentemente piccolo, è più grande per PIL di 10 dei 28 stati dell'Unione Europea. Quindi non dimentichiamoci che siamo una potenza economica di tutto rispetto e che quindi le nostre imprese, come dicevamo prima, sono delle imprese eroiche. Fra l'altro, la slide è la numero 5, è vero che noi soffriamo di questo piccolo, di questa microimpresa, ma teniamo presente che avere microimprese vuol dire anche una grande responsabilità da parte di coloro che sono i proprietari, e da qui che viene anche la forza. E vedete che di fatto, nonostante le critiche all'euro, non abbiamo i dati da inizio 2000, ma guardate che il saldo commerciale, che è quella colonnetta, sono quelle colonne blu, lo dico per il telespettatore, il saldo commerciale è il termometro della competitività di fatto del nostro sistema, cioè la capacità di esportare di più di quello che noi importiamo. Quindi non solo riferito a quello che diceva la signora, noi siamo i numeri 1 in Italia e fra i numeri 1 nel mondo come capacità di attrarre i turisti, anche perché la gente è gentile, siamo ospitali, ci sono tanti servizi, grandi capacità nell'ambito di offrire appunto prodotti interessanti per i nostri turisti che vengono, però noi siamo bravissimi ancora oggi, nonostante le dimensioni delle imprese, ad esportare, che è la nostra salvezza, perché grazie all'Europa tante volte criticata, noi abbiamo frontiere aperte e vedete che il dato 2014 siamo circa 15 miliardi di euro di diciamo saldo commerciale, cioè esportiamo di più di quello che importiamo, quindi è vero che Roma ci porta via 20 miliardi, ma diciamo Bruxelles ce ne dà 15, perché abbiamo la possibilità di avere questo mercato libero, questa possibilità di esportare che è molto grande. Questo cosa vuol dire anche? Che, ripeto, le nostre imprese, nonostante siano piccole, sono molto forti. Ecco, le ultime politiche sono state fatte, per esempio nel 2009 la legge mi pare il numero 33 è quella per le reti di impresa, sta sempre più funzionando per mettere insieme le imprese a lavorare fra di loro con dei vantaggi fiscali. Ci sono politiche della nostra regione, perché la nostra regione sta lavorando da anni, non sto facendo discorso politico, per questo non è il momento, ma la nostra regione ha lavorato da decenni in maniera molto proficua per le imprese, e lo stesso il sistema camerale che mi onoro di rappresentare. Diamo servizi di grande utilità anche per internazionalizzazione, ma per mettere insieme le nostre imprese, per favorire anche quel passaggio generazionale che è uno dei grandi drammi oggi di imprese che rimangono e lo facciamo anche con i progetti europei, e su questo poi chiudo dicendo, noi con investimenti mediamente di 400-500 mila euro l'anno per il nostro aerosportello riusciamo ad attrarre sul territorio circa 20 milioni di euro l'anno di finanziamenti europei, ed è proprio questo un altro degli effetti perversi delle politiche centralistiche di Renzi, perché tirandoci via queste risorse non ci tirano via solo i 300-400-500 mila euro per pagare i nostri bravissimi dipendenti che non costano tanto, costano poco anche rispetto alla media, ma ci toglie via la possibilità di poter presentare dei progetti, visto il know-how che abbiamo, siamo i primi in Italia, forse fra i primi in Europa, che vuol dire portare 20 milioni, che vogliono dire soldi, che vogliono dire occupazione, che vogliono dire investimenti, quelli che prima i professori citavano come uno degli elementi fondamentali da portare avanti. Certo. Benetazzo, lei è ottimista per il futuro? Sì, al di fuori dei nostri confini. Che cosa prevede qua per l'Italia? La sintesi estrema del pensiero che ha fatto il professor Greco, sostanzialmente un lento processo di depauperamento, di industrializzazione che andrà avanti per 2 decenni, fino a quando si esauriranno
i capitali, i risparmi dei nostri nonni, dei nostri genitori, e a quel punto... cosa sarà poi? E a quel punto andremo incontro a uno scenario ibrido tra Grecia e Venezuela. Io dissento. No, secondo me abbiamo dipinto un paese che è tutto omogeneo, le scuole sono tutte uguali, i giovani sono tutti lavativi, eccetera. Io nel mestiere che faccio vedo tanti ragazzi che sono molto in gamba e che si danno da fare, che hanno ancora questa voglia di fare. Ovviamente da questo punto di vista le famiglie, diciamo, aiutano talvolta, mica tanto, insomma, quindi anche no. Diciamo che però i ragazzi escono, vanno all'estero, imparano nuove cose, quindi io sono ottimista. L'unica cosa importante è, e ripeto, non si può parlare soltanto di un vizio di classe dirigente politica. Io adesso mi candido alle elezioni regionali, fino adesso ho fatto il professore universitario. C'è un problema di classe dirigente generale, quindi un problema di classi dirigenti economiche, sociali, quindi concordo politiche. Con il professor Casa, che manca la formazione, quindi quella scolastica, però, dalla base. Secondo me questo Paese al suo interno, anche nella vituperata pubblica amministrazione, ha una serie di eccellenze. La difficoltà è quella di metterle tutte insieme. Bisogna però ricordarsi che questa cosa si può fare in ogni punto del Paese. L'errore di questo Paese è immaginare che tutto emani dal centro, che tutto emani dal governo nazionale. Questo è un errore anche del governo nazionale, non solo di questo, ma di tutti quelli che ci sono stati. Invece ogni comunità locale, ogni regione può cambiare il verso, diciamo, dell'andamento economico generale, della situazione del Paese. Io penso che la Regione Veneto da questo punto di vista abbia una serie di opportunità da cogliere. Sono state fatte delle politiche positive anche dal punto di vista del tessuto imprenditoriale. Bisogna essere un po' più coraggiosi su una serie di fattori, però io sono abbastanza ottimista da questo punto di vista. Uno di questi fattori, professor Casen, per chiudere, potrebbe essere quello del rinnovamento, quindi dell'innovazione. Sì, e anche magari la capacità di confrontarsi con i mercati esteri. Prima giustamente Benettazzo parlava della Cina, e il professor Greco questa sera aveva tra l'altro dei dati interessanti sulla Cina che poi non abbiamo introdotto. Io devo competere come azienda con delle aziende che invece sono fasulle, perché poi alla fine abbiamo visto cosa succede, gli appalti si regalano, si aumentano i prezzi a dismisura e questo non crea economia. E elimina le persone o le aziende sane che invece vogliono fare economia secondo i criteri classici. L'altro aspetto è la giustizia. La giustizia non è rapida e non è vincente. È il primo motivo della non attrattività del nostro paese. Perché vince sempre quello che è più furbo. Invece no, nel commercio ci vuole sì abilità, ma abilità vera. L'altro aspetto è la burocrazia. Non posso passare che un'azienda abbia il 15, 20, 30% di persone e anche di più solo per seguire la parte economica, burocratica, l'amministrazione, tutto il resto, con tutta una serie di fardelli che gli vanno dietro. Cioè sono tanti fattori che vanno rinnovati. Attenzione. E abbiamo un grosso errore perché pensiamo che una sola persona in Italia riesca a risolvere tutto, che è Renzi. Renzi non ne viene fuori. Perché si fa presto, quando voglio ammazzare uno lo metto nelle sabbie mobili, più si agita più sotto va. E questa è la fine di Renzi, perché alla fine non potrà combinare niente, non perché non ha la volontà o la capacità, perché sono talmente tante cose da risolvere che nessun essere umano è in grado di farlo. Allora bisogna che tutti quanti ci mettiamo attorno a sto carretto e cominciamo a spingere. Se vogliamo uscire, perché se ognuno sta lì a vedere ma tu hai fatto così, quell'altro ha fatto colà, eccetera, noi non ne veniamo fuori. Insomma, io non vorrei più vedere Sant'Anché in Parlamento, scusate. Anche in televisione? In televisione può andare, la televisione è in grado di digerire qualsiasi cosa, tutto il contrario di tutto, ma in Parlamento no. E abbiamo dei personaggi che si sono aggrappati a questi partiti e hanno creato degli alveari che non hanno senso. Invece abbiamo bisogno di persone che, prima si diceva, il momento dell'euro è stato un momento magico per poter cambiare le cose. E non l'abbiamo. Ditemi un nome in Italia che abbia capito qualcosa di questo. Allora, posso dire una cosa, che è sempre stato al contrario dei movimenti del nostro amico Prodi. L'unico che sapeva veramente cosa stava facendo era Prodi, anche in senso positivo.
perché avendo pagato di più l'euro, avendo sopravvalutato, abbiamo ridotto del 50% i nostri debiti pubblici. Eravamo in una situazione di abbiamo pagato tanto l'euro, però era il momento magico per poter completare il risanamento dei conti pubblici. E invece abbiamo fatto il contrario. Allora, la riforma dell'esercito, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato a dismisura gli stipendi dei generali, dei che aumentano anche quando sono in pensione. Degli ufficiali, sì. Anche dopo che sono andati in pensione. E difatti la nostra pubblica amministrazione costa pro capite di più di quella tedesca. Esatto. Allora, perché abbiamo un sacco di dirigenti. Allora, per ritornare sempre lì. Dipendenti. Purtroppo noi abbiamo un mezzo, che è la televisione, che è in grado di denunciare questa sera delle idee ne sono venute fuori. Quelle poche che hanno il coraggio di farlo. Ma poi questa è una televisione locale, dovrebbero fare anche quelle nazionali. E neanche la stampa nazionale lo fa. Allora, riusciamo a farlo. Però non c'è il momento successivo, cioè passare dalla parola alla pratica e mettersi là e riuscire a fare branco, cioè mettersi insieme e dire tu la pensi così, tu la pensi così, chi se ne frega quello che pensi. C'è da fare questa cosa, bene, la facciamo, perché se è fatta ci guadagniamo tutti, perché in questo momento tutti stiamo perdendo, non c'è uno più furbo che guadagna. Professore, si arriverà all'aspetto pratico quando i frigoriferi saranno vuoti? Io spero prima, con una battuta. Io spero che con la televisione si riesca a coagulare della gente che ha voglia di aggregarsi e di far cambiare le cose. E noi l'invito lo facciamo molto spesso. Come succede da noi veneti che siamo bravi come contadini, no? Quando si vuole far produrre qualcosa bisogna togliere la gramigna. Qui il problema di fondo è che noi in questo paese abbiamo un rapporto incestuoso tra finta imprenditoria, politica corrotta e sistema finanziario che non funziona. Noi abbiamo questo rapporto incestuoso che rende un sistema asfittico per chi ha voglia di fare impresa. Quindi noi dobbiamo togliere sta gramigna e ridare fiato e aria ai nostri campi perché di solito il prodotto possa germinare. Quello dobbiamo fare. Grazie, ci fermiamo qui, grazie a Eugenio Benettazzo, grazie a Gianangelo Bellati, grazie all'editore Ermanno Casen, grazie a Luciano Greco, grazie ad Aladino Lovin, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, a quelli che sono intervenuti telefonicamente, mi scuso con quelli che non hanno potuto fare. Ci ritroviamo la settimana prossima, sempre con TV7 Match, arrivederci, buon proseguimento di serata.